festa. Abbiamo qui con noi, signora, come si chiama? Mariella. Mariella. E qui con noi invece? Gabriele. Gabriele, che è un consigliere del comune di Ponte San Nicolò e ha realizzato quello che è stata la sfilata di Ponte San Nicolò del precedente weekend. Ma insomma, un territorio sano, è un territorio vivo, un territorio dove l'economia funziona. Ma un territorio fantastico dove le comunità sono attive, partecipano ed è un'occasione anche per socializzare. Il carnevale per noi non è solo l'evento, è anche tutto quello che viene prima. Ma in quanti hanno partecipato? Allora, hanno partecipato tutti i territori, c'erano 14 gruppi tra scuole, tra parrocchie, gruppi come questo, amici di Ponte San Nicolò, ed è stato anche molto partecipato in termini di... Ma inquadrate qua sotto, ragazzi, vedete quanta gente? Fantastico, veramente. Dimmi i temi del carnevale, che carri c'erano? Allora c'era Salsiccia West, c'era Thriller, c'era SpongeBob, c'era... Chi ha vinto? Ha vinto Antica Roma, tra l'altro un carro che non era del territorio perché è venuto da Cambroso di Codevigo, sempre in provincia di Padova, ma avevano un carro spettacolare. Complimenti, ma voi qua non è solo musica, signora, avete anche salsicce, panini per tutti. C'è pane, vino, di tutto e di più. Qui abbiamo un panino, signora, per lei, però io devo condurre, come faccio questa meraviglia di salsiccia? Però Allora io adesso, ragazzi, entro in trasmissione, loro continuano a fare festa qui e anzi, se vi raffreddate venite in studio che vi aspettiamo. Oggi, questa sera, collegamenti con Venezia, collegamenti con Padova e loro sono venuti a trovarci direttamente in sede. Arrivo in studio. Fuori continuano a far festa con il carro Salsiccia West di Ponte San Nicolò. Qui in studio invece cominciamo con i nostri ospiti. Avete già visto il protagonista, l'angelo 2015 del Carnevale di Venezia. Abbiamo con noi Marianna Serena. Buonasera. Hanno applaudito con vigore, in particolare qui con uno zombie con tanto di ferita. Hanno un microfono, ecco qua. Non so se si è sentito, Marianna Serena ti ho presentato, l'angelo del Carnevale di Venezia 2015, un applauso importante. Qui abbiamo una serie di zombie, ma come mai così questa sera? Vi presento per primi, siete fantastici. Avete un microfono da queste parti? Eccolo qua, chi parla per primo? Dimmi, come mai oggi vestiti da zombie? Rappresentiamo il nostro carro mascherato che abbiamo fatto il nostro debutto domenica a Ponte San Nicolò, siamo arrivati anche terzi, quindi ne siamo orgogliosi. In realtà è stato un bel lavoro di squadra che è durato un mesetto, diciamo, e rappresentiamo Thriller. Abbiamo voluto fare questo
questo grande titolo per questa grande occasione. Ecco. E questa sera parleremo di carnevale, abbiamo anche Stefano Karagiov, direttore artistico del Carnevale di Venezia. Buonasera. Buonasera. Un impegno importante, un carnevale antichissimo quello di Venezia. Questa sera ci racconterà un po' in retroscena e ci anticiperà anche il programma, perché è in essere proprio oggi, giovedì grasso. Assolutamente, tantissime cose, domani, dopodomani, fino a martedì grasso. Ottimo. Parliamo poi con Eleonora Mosco, che invece il carnevale deve organizzarlo e vedere la parte economica, ma questa sera la puntata è proprio su questo. Un territorio vivo vuol dire anche un'economia che funziona e un territorio sicuro. Eleonora, buonasera. Buonasera a tutti. Piero Ruzzani. Bravo, le donne questa sera le coccoliamo tutte. Invece un politico al maschile, Piero Ruzzante, Partito Democratico. Buonasera Piero Ruzzante. Parleremo quindi di politica, economia. Vediamo qui a sinistra che sta già controllando secondo me qualche avvenimento carnevalesco. Assessore, buonasera. Daniele Stivalla, assessore identità veneta, protezione civile e caccia, Regione Veneto. Grazie, buonasera a voi. Buonasera e benvenuto. Abbiamo poi Fabrizio Tonon, giunta regionale Umpli. Buonasera. Parleremo anche con lei di territorio. Buonasera. E poi passiamo al settore termale, perché iniziative di territorio vuol dire anche le terme. Sono una cosa molto preziosa del nostro territorio, la apprezzano un po' in tutto il mondo, come il Carnevale di Venezia. Abbiamo con noi quindi Massimo Bordin, sindaco Montegrotto Terme. Buonasera sindaco. Buonasera. E poi Angela Stoppato, presidente consorzio Terme Eugania. Buonasera. Ma io la invito tutti i giovedì, lei mi deve fare un applauso così per ogni donna. Abbiamo qui poi una sezione, non sono costumi in maschera, sono costumi tradizionali, meravigliosi, protagonisti anche a Venezia. Si presenta gentilmente, ci racconta un attimo cosa siete? Sì, buonasera, sono Daniela Tono, presidente dell'Associazione Culturale Palio Arcella. E noi da molti anni partecipiamo al corteo che dà il via al Carnevale a Venezia, il corteo delle Marie, perché siamo un gruppo storico e rappresentiamo un periodo che va dal 1200 al 1300. E siamo di Padova e siamo nati per organizzare il nostro palio. Quanti siete? Siamo una 60 di figuranti, abbiamo 3 gruppi, il gruppo di figuranti, il gruppo di danza storica e il gruppo di tamburi storici. Per farci parte, per poter contribuire a questo gruppo, come si fa? Se uno di Padova dice meraviglioso, vede la trasmissione, cosa deve fare e chi deve chiamare? Va nel nostro sito, Palio Arcella, è tutto attaccato e ci sono i riferimenti, c'è il numero di telefono, c'è la mail, basta che ci contatti e noi accogliamo a braccia aperte tutti quanti vogliano farne parte. Infatti ad esempio avevamo il gruppo dei tamburi che stava un pochino scemando e da quest'anno veramente adesso sta ricrescendo, perché ovviamente noi figuranti di una certa età possiamo andare avanti, non abbiamo problemi, i giovani poi hanno altri interessi, però accogliamo ben volentieri quelli che vogliono entrare a far parte anche e soprattutto del gruppo di danza. Certo, quindi un territorio vivo, questo è il tema della serata, un territorio vivo per una nuova economia. Assessore, basta guardare quel tablet, cosa sta controllando? Le frittelle alle mele. Le frittelle sanno che sono alle goloso, mele. mi mandano queste foto. Signor, che Siamo meraviglia! a Carnevale, quindi le frittelle credo Come che... sta andando questo carnevale allora? Un carnevale all'insegna della sicurezza sicuramente, però un carnevale assolutamente ricco e ricco di partecipanti. Ma io credo che ci siano dei momenti in cui comunque, al di là delle situazioni economiche che possono essere col fiato lungo, insomma bisogna anche dimenticare un attimo le negatività e guardare le positività. Venezia ci insegna da sempre che grazie al Carnevale viveva 6 mesi all'anno di fatto, nel senso che serviva per fare cultura, teatro e tutto quello che ci stava dietro, oltre che l'attività carnevalesca. Quindi da quell'esperienza dei 1000 anni di storia della nostra Serenissima Repubblica credo che anche nei nostri giorni dobbiamo prenderne spunto e far sì che anche il Carnevale, anche questo Carnevale come tutti gli altri, possano essere un momento di gioia da una parte, ma anche ludico e soprattutto che crei e generi in qualche modo economia, sia esso a Venezia per la sua realtà, ma anche in tutti gli altri 579 comuni del Veneto. Noi protagonista questa sera ne abbiamo di comuni, un carnevale assolutamente importante. Qui abbiamo il direttore artistico. Qual è il programma? Cosa ci attende in questi giorni a Venezia?
Beh, allora, siamo arrivati al clou del carnevale. Voi sapete che il carnevale dura a Venezia 20 giorni. Anticamente, giustamente l'assessore ricorda quando il carnevale durava tutta la stagione teatrale, addirittura partiva dal 26 di dicembre e poi si girava mascherati per feste fino a tardo febbraio, insomma, a seconda della Quaresima. E il carnevale nel moderno, quello che è stato recuperato una quarantina d'anni fa, si snoda in 3 fine settimana. Il prossimo, questo che arriva, presenta diciamo, le finali, la finale un po' di tutto. Abbiamo la finale della maschera più bella, la domenica pomeriggio, abbiamo il volo dell'aquila, abbiamo inventato, perché poi le tradizioni, per carità, bisogna anche che qualcuno le recuperi e le reinventi, e noi le abbiamo reinventate. Quindi vi siete rinnovati, abbiamo inventato questo volo dell'aquila domenica, e martedì grasso lo svolo del leone, le feste, il programma culturale che tutti i giorni, anche oggi c'è stata la maratona dei musei civici. Qui vediamo le Marie che sono protagoniste del carnevale. L'apertura del carnevale è la Maria, sono le Marie che poi danno da qualche anno a questa parte il meraviglioso angelo che l'anno successivo svola. E noi lo abbiamo in studio, quest'angelo. Com'è stato lanciarsi dall'alto di questo campanile e vedere tutta una piazza gremita? Diciamo che non ci sono aggettivi né parole per definire quel momento, è molto particolare e non trovo sinceramente le parole per esprimerlo. Tra l'altro c'è un anno di attesa per questo momento, perché la selezione avviene il carnevale precedente, quindi questo carnevale sapremo chi è l'angelo 2016, quindi è un anno che attendi questo momento. La regia può farci rivedere il volo dell'angelo 2015? Poi è il servizio che abbiamo usato in apertura, perché era assolutamente meraviglioso vederti scendere poi con quest'abito. Un abito disegnato, possiamo dirlo, visto che si parla di territorio. Una delle ricchezze di Venezia sono ancora i laboratori di costume, i laboratori dei mascareri, e in questo caso l'abito dell'angelo è dell'atelier Stefano Nicolao, un grandissimo artigiano che realizza opera, era appena tornato dalla Cina per una tournée e ha fatto questo abito che si chiama Genesi. Bellissimo. Perché è un abito che racconta la potenza magmatica dell'origine da cui poi gli elementi si generano, e quest'anno il tema del carnevale è il cibo, e quindi niente di più per una ricetta che i 4 elementi fondamentali. Eccola qua, forse questa immagine rende quell'apertura, veramente rendeva l'altezza. Piero Ruzzante, allora, il territorio vivo per una rinascita di questa economia che sicuramente è in difficoltà, ma che può ripartire proprio dalle qualità intrinseche del Veneto, del territorio italiano, quindi anche dall'artigianato, dalla qualità, della professionalità dei nostri veneti. Il turismo è uno dei motori principali, abbiamo la fortuna di avere tutto nel Veneto, una regione bellissima. Non manca nulla per chiunque vuole venire a visitarla. È la prima regione d'Italia per numero di presenze di turisti, con 62 milioni di presenze, le teste però sono circa 16 milioni, vuol dire che dobbiamo porci l'obiettivo di tenere qualche giorno in più i tanti turisti che arrivano per vedere le nostre bellezze, da Venezia alle Dolomiti, al lago di Garda. Ma non si riuscirebbe a mantenere, non dico il livello del carnevale che richiede sicuramente un impegno importante, ma comunque un intrattenimento continuo, forse più intenso delle nostre città, come Venezia ad esempio in particolare, ma poi un po' tutte le realtà del territorio italiano sono si può fare, però bisogna fare rete, cioè non funziona più il piccolo non è più bello in tutti i campi, anche quello dell'economia, delle imprese, bisogna fare rete, cioè tenere i turisti che arrivano magari per una visita a Venezia e poi portarli a vedere uno spettacolo teatrale all'Arena e poi portarli a vedere i Colli Ugani e a mangiare i nostri piatti, i nostri cibi straordinari, magari farsi un giro in una pista ciclabile, perché c'è anche il turismo che si muove lì dove ci sono i percorsi cicloturistici. Ecco, questo intendo per modello... fare rete usando anche la tecnologia? Assolutamente sì. Assolutamente... Internet credo che rappresenti uno degli strumenti fondamentali, le applicazioni per i cellulari rappresentano uno dei metodi attraverso il quale il Veneto deve riuscire a promuoversi, a partire sicuramente il cuore di questo nostro Veneto è Venezia, su questo non ci piove, non c'è dubbio, lo vedo quotidianamente ogni volta che mi reco a Venezia. Non c'è periodo dell'anno in cui non ci sono presenze turistiche importanti. Certo. In questo senso, come si collocano le pro loco nel fare rete soprattutto di territorio? Lo dicono i numeri sostanzialmente. Nel Veneto ci sono 533 pro loco, quindi sostanzialmente, e sicuramente se ne sta costituendo qualcun'altra intanto che stiamo parlando.
e quindi i comuni sono praticamente, le Proloco esistono in ogni parte. Sono quei corpi, diciamo che noi stiamo implementando un certo tipo di organizzazione perché il volontariato ha ed è sempre stato attivo nel territorio. Cerchiamo appunto di implementare anche delle regole, dei comportamenti in modo tale da poter essere quei corpi intermedi, e qui è una cosa molto importante, fra le istituzioni e anche le attività economiche. Corpi intermedi assolutamente indispensabili perché conoscono il territorio, possono filtrare le esigenze, essere anche propositivi poi verso le istituzioni. Certamente sì, perché io sfido chiunque a capire e a muovere questa economia attraverso queste entità che vivono il territorio e che sono pronte in qualsiasi momento a rispondere a richieste e a iniziative che sono determinanti per poi rivitalizzare i nostri e le nostre città e creare attrazione. Quindi questa è la legge regionale, l'ultima legge regionale 11 ci dà una collocazione molto precisa, cioè quello della valorizzazione, dell'attrazione e della partecipazione all'interno dell'economia locale e del Veneto. Valorizzazione e attrazione, sindaco, di turisti italiani ma anche turisti stranieri. In questo senso le nostre terme sicuramente possono parlare ad un vasto pubblico. Sì, prima volevo farti una battuta perché quando sono entrato, se mi fai una ripresa, guardateli, cioè, ho detto sono appena usciti da Equitalia questi qui, cioè. Mi viene da ridere, scusatemi, siete troppo belli. Quindi. Fermo senza microfono, fermo là. No, che se fossi uscito da Equitalia sarei venuto qua in mutande, non vestito, perché non si vede come vestito elegante in questa maniera. Questa sera scherziamo anche di crisi e ricordiamo, poi vi vedremo ballare perché voi siete in tema thriller, noi abbiamo la musica e dovreste essere pronti allo scatto e al ballo. Possiamo fare anche lo strip se i telespettatori ce lo richiedono. Allora dopo le 11 vi diamo la fascia. Tutte le sere io. Allora, parlavamo di terme, ma questa sera parleremo anche in maniera gioiosa, diciamo, di territorio. Prego, diceva Sindaco. No, niente, come terme, allora io devo dire, prima appunto l'onorevole diceva appunto di fare rete, no? Allora io voglio sottolineare, non voglio fare polemica, non voglio fare altro, ma è da anni che io insisto che in questo periodo devono aumentarmi i treni. Perché abbiamo i nostri turisti delle terme che prendono il treno per andare a Venezia, arrivano treni con 2 vagoni. Allora facciamo rete, io sono d'accordo, ho scritto in regione perché poi è la regione che deve, perché le ferrovie mi hanno risposto che deve essere la regione a pagare il surplus dei vagoni. Quindi una richiesta fatta non solo da me come comune ma da altri comuni, quindi eravamo in 5 comuni, però non vediamo risposte in questo senso. Per non cui, c'è sinergia in questo turisti... senso, qua si vedono i dettagli dei colli euganei che tra le infrastrutture e le bellezze naturali sono veramente una meraviglia. Ma Assessore, questi treni perché non si riesce a far rete, non si riesce a far squadra? Lei non è Trenitalia sicuramente, ma forse una parola buona la regione può metterla. Ma guardi, con Trenitalia sono più le vertenze che abbiamo che i momenti di incontro. Ormai che siano le linee per chi va a lavorare o per chi si vuole divertire o per chi vuole fare turismo, comunque il disservizio c'è, che poi sia colpa dello Stato o la Regione che ormai non ha più risorse a sufficienza, ormai ahimè ce n'è per tutti. È ovvio che tra il dire facciamo sinergia e la realtà poi dei fatti ce ne passa sempre. È anche vero, è anche ovvio che se tutti ci mettiamo qualcosa possiamo arrivare a quegli obiettivi, perché se tutti arrivano da Mamma Regione non ha la tipografia che sta Pasquei, come che si dice, no? E quindi di conseguenza c'è bisogno comunque di una compartecipazione di tutto il sistema. È chiaro che c'è il problema dei treni, c'è il problema degli autobus, cioè, i collegamenti o i grandi collegamenti o piccoli collegamenti hanno diverse difficoltà, diverse problematiche, ma il momento è così congiunturale che credo sia un po' difficile pensare che possa essere il pubblico da solo, sia esso
lo Stato da una parte o le regioni dall'altra o i comuni dall'altra. Certo. Purtroppo ci vuole un sistema che faccia sinergia in modo positivo anche nel tirar fuori le risorse. E chi sta facendo sinergia in questo momento? Abbiamo qui un rappresentante del comune di Padova, vice sindaco, un giovane politico, una giovane donna che fa politica e ha puntato assolutamente sulla sinergia con le associazioni e con gli imprenditori, con i commercianti. Eleonora Mosco, allora questo primo periodo sicuramente molte le iniziative, un carnevale a Padova anche importante che vede carri sfilare il prossimo weekend. Ci può raccontare qualche anteprima, diciamo? Certo, io credo assolutamente che la sinergia sia il punto di forza per la riuscita migliore di tante iniziative proprio in vista di un rilancio totale anche del commercio della nostra città. E il Carnevale è anche questa volta la dimostrazione di quanto il tavolo del commercio, quindi il coinvolgimento delle associazioni di categoria, di tutti i commercianti e dei negozianti che anzi hanno aderito a tutte le iniziative che abbiamo proposto, sia davvero, siano gli ottimi ingredienti per una ottima riuscita del Carnevale. Come abbiamo detto, dopo 20 anni tornano i carri a Padova, ci sarà un attraversamento notturno dei carri per sabato 14 febbraio in Prato della Valle, quindi un luogo simbolo di Padova per una manifestazione simbolo del Carnevale, ecco. E che si concluderanno poi con uno spettacolo di fontane danzanti sempre in Prato della Valle, quindi veramente all'insegna un po' delle tradizioni, ma anche la volontà da parte nostra di dare dei momenti di spensieratezza e anche di speranza verso, nonostante questo periodo davvero drammatico di crisi che dai commercianti alle famiglie, a tutti i padovani, ma non solo, si stanno trovando a vivere, credo sia sicuramente un momento da condividere tutti insieme. Sono investimenti che pagano questi sul territorio, perché sicuramente questi eventi hanno un costo, però hanno poi un ritorno, diciamo, economico e non solo di territorio. Sì, guardi, io l'ho visto con il Natale a Padova, è stato un investimento straordinario. Sì. Ma sicuramente sul sito web possiamo vedere. Sul sito abbiamo creato anche in questa occasione un sito www.carnevalepadova.it nel quale si possono trovare di giorno in giorno tutte le manifestazioni previste, tenendo in considerazione non solo il centro della città ma anche i quartieri, quindi proprio per garantire una parità di trattamento per tutti i commercianti di tutte le città. E per rilanciare per esempio anche il commercio, la novità è anche lo sbaracco, che adesso vediamo qui in sovrimpressione, lo sbaracco che è un altro momento che consentirà a tutti i negozianti, che devo dire in tanti stanno aderendo a questa manifestazione, di poter scontare ulteriormente tutta la merce che hanno in magazzino, quindi io sono sicura che verrà accolta con anche entusiasmo, che è il giusto sentimento con cui vivere questo Carnevale da parte di tutti. Grazie Assessore, restate con noi un attimo di pubblicità e poi torneremo, ci collegheremo con Venezia, con Padova, qua davanti sono venuti a trovarci direttamente in studio alcuni carri per festeggiare il Carnevale e parlare di economia.